Diciamo che è un momento abbastanza confuso, di conseguenza ci si adegua, ecco, ci si adegua e si sta a guardare. Speriamo di no, perché non sappiamo neanche dove mettere i bambini e ci sono i nonni, ma sono stanchi anche loro. Speriamo che cambino idea, quello sì, spero tanto. Siccome la scuola è un luogo di socializzazione ad ampio contatto, e essendo questo un fattore di rischio, posso capire questa necessità, anche se mi rendo conto che creerà dei disagi familiari e anche organizzativi non indifferenti. Lei come si organizzerà? Io mi organizzo con i nonni, che sono i babysitter di emergenza per quasi tutte le famiglie. Lei ha 2 bambini, quindi come si organizzerà? Mi organizzo a casa e sono concorde sulla chiusura delle scuole perché ci potrebbe essere meno contagio per tutti e i bambini vanno tutelati in tutto e per tutto. Ci organizziamo giorno per giorno, però insomma se anche la tengono una settimana in più per precauzione non ci trovo niente di male. Come vi organizzerete? Perché mai tutti e 2 lavorate, non lo so. Siamo già organizzati, si sta a casa, bisogna e insomma si prende la dovuta cautela. Ovviamente io che ho una bambina a casa ci dà una complicità totale e quindi è un po' difficoltosa come scelta. Però, e quindi come vi siete organizzati? Avete già pensato? Per fortuna ci sono i nonni, ci sono le babysitter, per cui però sai, è un danno un po' totale questo che ci sta dando.